Buongiorno a tutti ragazzi, ancora scosse di terremoto che si susseguono in tutto il mondo. Stamattina, un'altra volta è toccato a Creta. In effetti la scossa di terremoto è avvenuto a largo dell'isola di Creta, quindi secondo il sistema geofisico statunitense è successo più o meno come epicentro a 82 km a sud di Pyrgos, a una profondità di 10 km, quindi pochissimo in effetti. Quindi ultimamente queste scosse ce ne stanno avendo un sacco e stanno tutte quante a profondità davvero ridicole, in effetti 8, 10, 12. Ultimamente tutti questi terremoti che stanno avvenendo sia a mare sia sulla terraferma hanno come profondità davvero pochi chilometri. Fortunatamente non c'è stato nessuna allerta tsunami, quindi per il momento non c'è stata nessuna onda nuova registrata, quindi sembra tutto tranquillo. Quindi diciamo che è solo stato, diciamo, hanno avvertito la popolazione giustamente, però non c'è stato nulla di che in effetti ragazzi. È stata registrata alle 7:02, diciamo, stamattina, ore locali, quindi per ora le notizie sono solo queste qua. Poi c'è stata un'altra scossa di terremoto in Irpinia, però di pochissimo, qui vicino proprio, di uno, di un magnitudo e mezzo, quindi pochissimo proprio, quindi non l'hanno neanche sentita. L'ho vista di sfuggita poco fa e quindi proprio lieve scossa proprio qua in Irpinia, quindi non si è nemmeno sentita. Ciao. Qua in Irpinia ad Avellino è stato proprio lieve, quindi credo che forse l'avrà sentito Elena, forse un pochino, forse, non lo so, perché l'epicentro è a Grotta Minarda, quindi di 1,5, quindi ecco quando è avvenuto ieri sera alle 21 ragazzi, sì sì, in Irpinia. I comuni, secondo me Elena l'avrà sentito, quindi tocca, sì. Nocelle, stanno un sacco di comuni che hanno sentito questo terremoto, diciamo. E anche qui, eh sì, ci sono un sacco di comuni piccolini, quindi Melite Irpino, Villanova, Ariano Irpino, quindi lei abita da queste parti qui. Alle 21 di ieri sera comunque è stato. E quindi Grotta Minarda come epicentro in effetti. Però parecchi comuni l'hanno sentito in effetti. Sì sì, adesso è uscita, proprio adesso mentre stavo facendo questo video, è uscita la notizia. Poi queste escono dopo 10 ore queste notizie, quindi come sempre aggiornano, come la scossa questa qua che ho fatto adesso la diretta a Creta, cioè se alle 7 stamattina ora l'hanno messa come diciamo aggiornamento, quindi lo dicono 10 ore dopo. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, fa caldo qua a Salerno, si muore. Vabbè, ma questo è normale oramai. Quindi stiamo prendendo sempre più fuoco. Speriamo che viene presto l'inverno, così finiamo. E mai più quest'inverno. L'anno prossimo Finlandia. No, è una cittadina in effetti, no, c'è stato l'epicentro in effetti dove è avvenuto il terremoto, in effetti. Nulla di che a finale. Ci sono tanti comuni in Irpinia che diciamo sono esagerati in effetti. Avellino pure c'è un sacco di comuni piccolini, quindi potete vedere Elena a che parte sta Ariano Irpino. Comunque questo qua sta nel settore nord, diciamo. Sono 8.000 abitanti, pensa un poco. Quindi è provincia di Avellino, pensa. È piccolino comunque come paese in effetti. 8.000 persone, sì, sì. Sì, sì. I suoi abitanti si chiamano grottesi, pensa un po'.
sono 8000 abitanti, quindi è piccolino in effetti. Vabbè ragazzi, vi saluto, ciao Avvocatella, ciao a tutti e ci andiamo a mettere sotto al ventilatore perché davvero non se ne può. Ciao Avvocatella, ciao a tutti ragazzi, ciao Elena, ciao a tutti.